Lo sai che in Italia la disoccupazione arriva al 9,3%? Oh, non cose serie, dove io voglio interagire con lui, tu? Ma vuoi dire un qualcosa su quello che ti ho detto, che è una cosa veramente grave, sulla disoccupazione? Per favore! E siamo a parlare! Parlammo! Allora io volevo dire una cosa ai nostri politici. Ora che sono passate pure queste elezioni e che avete fatto tante promesse, adesso le dovete mantenere e la prima cosa che dovete mantenere sono le promesse per il lavoro. Prima c'erano i contratti in Italia al lavoro a tempo determinato, poi indeterminato, poi adesso il lavoro è solo terminato. E allora che vogliamo fare? Si parla tanto del reddito di cittadinanza. Ma ci vuole una giusta sostituzione se lo volete togliere, altrimenti questi giovani se ne partiranno e il problema non sarà più il reddito, ma la cittadinanza. L'altro giorno ho trovato un mio amico che mi ha detto: Alessa, ho lo stesso desiderio di andare a lavorare dell'anno scorso. Ho detto: ma perché? L'anno scorso hai lavorato? La risposta no, però tenevo desiderio. Quindi mi rivolgo ai signori politici. Lo so, amici politici, che state molto impegnati perché, diciamo, in ogni partito ci sta uno scandalo. Ecco, su questo la politica è democratica. Ogni partito tiene il suo scandalo, ma quello che dico io, visto che i panni sporchi si lavano in famiglia, non è meglio che riaprite la Whirlpool? Quelli fanno le lavatrici, così voi vi ripulite e loro lavorano. Come si dice in Italia, una mano lava all'altra. Aggia parlare. Grazie a voi. Grazie. A voi. A noi, a voi. Grazie. E adesso la settimana Grazie politica. ancora. Ma scusami, Grazie.